Prosegue il processo davanti al giudice del Tribunale di Udine Roberto Peccile per il rogo alle case Ater di Cervignano, di cui è imputato il 29enne Rosario Bordonaro, difeso dall'avvocato Michele Tibald, accusato di aver incendiato la moto Suzuki di un rivale in amore residente nella palazzina, da cui le fiamme si sono propagate a 12 vetture, provocando danni all'immobile estimabili in oltre 2 milioni di euro e disagi per 29 famiglie e 62 persone costrette a lasciare le case. Bordonaro è accusato anche di atti persecutori nei confronti del proprietario della due ruote incenerita dal fuoco insieme alle altre autovetture. Il movente di tutto sarebbe da ricondurre alla rivalità per una donna ed è sulla ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e il giovane proprietario della moto che si sono concentrati gli esperti del nucleo investigativo dei Carabinieri, che hanno condotto le indagini insieme ai colleghi della stazione di Cervignano diretti dal comandante Antonio Somma. Il risultato che nell'estate del 2020, ritenendo il rivale responsabile della fine di una relazione sentimentale, lo aveva insultato e aggredito in almeno 2 occasioni, con calci e pugni in faccia e poi con un coltello. E ancora, nell'agosto dello stesso anno, dopo altri pesanti insulti, gli diceva: piuttosto che farmi la galera ti ammazzo. Le condotte di atti persecutori accertate dagli investigatori proseguivano fino all'estate del 2025, presentandosi più volte in un bar di Grado dove la persona offesa lavorava, fino al 21 luglio del 2025, quando viene messo ai domiciliari su richiesta del pubblico ministero, accolta dal GIP. Dai domiciliari continua uno scambio di messaggi verso l'esterno, tra cui uno in cui chiede ad una persona di procurargli una 9 mm, dopo avergli confidato di essere stato accusato ingiustamente dell'incendio alle case Ater. Un mese dopo il pubblico ministero chiede per Bordonaro l'aggravamento della misura cautelare e il GIP lo spedisce in carcere, dove si trova tuttora. La prossima udienza è stata fissata per il 18 maggio. La sentenza potrebbe arrivare in estate.